Ciao a tutti e namaste. Ci portiamo seduti sul tappetino, gambe incrociate, con le mani sulle ginocchia. Sentiamo gli ischi che premono al pavimento, attiviamo ano genitale ombelico e andiamo a portarci nella nostra posizione comoda e chiudiamo gli occhi. Andiamo ad osservare come stiamo all'interno, con gli occhi che guardano dentro. Come Sankalpa, questa sera scegliamo stare, la parola stare, e la utilizziamo durante tutta la pratica e cercheremo di stare anche quando non sarà comodo stare. Un po' come quando siamo nella vita, nelle situazioni che non ci piacciono ma che dobbiamo per forza attraversare. Uno stare nell'accoglienza e in Svadhyaya, che è uno dei primi rami dello yoga all'interno dei niyama, che significa essere contenti di quello che sta arrivando. Quando vi sentite pronti, espirando, aprite gli occhi e vi portate in piedi in testa al tappetino. Porto i piedi paralleli tra di loro, larghi quanto il bacino, sollevo le dita dei piedi e sento bene l'appoggio sul tallone, la base dell'alluce e la base del quinto dito. Adesso allungo bene i fianchi verso l'alto, allontano le clavicole e apro bene le dita delle mani ed estendo verso il basso. Cerco di immaginare di avere un vassoio sopra la testa e cerco di tenerlo ben dritto, allungando bene anche la nuca verso il soffitto. Ora, inspirando, porto le braccia dietro, cercando di non chiudere le spalle avanti, ma di tenere le spalle bene aperte. Cerco di salire bene col cuore, senza aprire la parte bassa della gabbia toracica, ma tenendola ben allineata. Espiro e ritorno con le braccia lungo i fianchi. Di nuovo dentro l'aria porto le braccia dietro e fuori l'aria torno. L'ultima volta inspiro, porto le braccia dietro e espiro, torno al centro. E adesso dentro l'aria porto le braccia oltre la testa, afferro il polso destro con la mano sinistra, allungo tutto il fianco ed espirando vado a sinistra, prendo bene le toraci di destra, cerco di allungare bene tutto il fianco. Inspiro, torno al centro, cambio polso, allungo il fianco sinistro questa volta e poi apro le toraci a sinistra. Dentro l'aria, torno al centro e da qui porto le braccia sulla linea delle spalle, ruoto il palmo della mano destra verso l'alto e il palmo della mano sinistra in basso indietro. Andiamo come a strizzare le nostre braccia. Inspiro, torno al centro, le braccia sulla linea delle spalle ed espiro, cambio, vado a strizzare come se fossero uno straccio bagnato le nostre braccia. Inspiro, torno al centro, espiro, ruoto i palmi. Dentro l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto i palmi. Cerca di non spostare le spalle avanti e indietro, ma di tenerle sulla stessa linea anche loro. Inspiro, torno al centro, espiro, braccia lungo i fianchi. Fletto le ginocchia, porto le mani sopra le cosce. Inspirando, porto il coccige al soffitto, apro bene il petto e vado a guardare la coda. Fuori l'aria, porto il coccige tra le gambe, porto l'ombelico al cielo, separo le scapole tra di loro. Inspirando mi apro ed espirando mi chiudo. Mentre fai questo movimento, cerca di sentire che il movimento parte da sotto i piedi. La prossima volta che porti dentro l'aria ti allunghi nella posizione neutra e fuori l'aria appoggi le mani a terra a coppetta. Dentro l'aria tieni la pancia attaccata alle cosce, guardi avanti. Fuori l'aria provi a stendere le gambe come ti riesce. Inspirando, piede destro dietro lontano.
Adesso da qua inspiro, sfioro col ginocchio il pavimento, espiro, stendo la gamba destra. Inspiro, sfioro col ginocchio, espiro, stendo la gamba destra. L'ultima volta inspiro e fuori l'aria, spalma le mani per terra, entrambe le gambe dietro, in panca o tavola, appoggio le ginocchia a terra, scivolo col petto tra le mani, il mento a terra. Dentro l'aria, appoggio la pancia al pavimento, ruoto le spalle, inspirando, piccolo cobra, espiro, passo per la quadrupedia, giro i piedi, mi porto in cane a faccia in giù, apri bene le spalle, lascia cadere la testa, spalma bene le mani sul tappetino, porta il coccige in alto e indietro e prova, se riesci, a stendere le gambe, ma se nello stendere le gambe si incurva la tua schiena, tieni le gambe piegate. Guarda tra le mani e inspirando porta il piede destro tra le mani con un passo preciso, vai con le mani a ragnetto, dentro l'aria sfioro col ginocchio il pavimento, fuori l'aria stendo la gamba. Inspiro, sfioro col ginocchio il pavimento, fuori l'aria stendo la gamba. Inspiro, sfioro, espiro, stendo, guardo avanti, dentro l'aria raccolgo i piedi tra le mani. Fuori l'aria stendo le gambe, fronte giù e inspirando passo le braccia per fuori, unisco i palmi delle mani sopra la testa in Urdhvastasana ed espirando palmi al cuore e braccia lungo i fianchi. Dentro l'aria cresco, unisco i palmi delle mani sopra la testa e li guardo. Espiro, passo le braccia per fuori e porto le mani al pavimento in Uttanasana. Dentro l'aria Ardha Uttanasana, se ho bisogno piego le ginocchia, fuori l'aria Uttanasana di nuovo. Inspira il piede sinistro dietro lontano, appoggio il ginocchio, stendo il collo del piede, cerco di scendere col bacino facendo viaggiare anche il fianco sinistro verso il pavimento, controlla che il ginocchio destro sia sulla caviglia e non oltre le dita del piede. Inspirando solleva il busto, porta le braccia verso il cielo e cerca di scendere col bacino, ricordati di tenerti sostenuto, non crollare, non fare andare indietro il fianco sinistro, ma tieni il bacino che guarda il lato corto del tappetino. Inspiro, espiro, mani a terra, entrambe le gambe dietro in panca. Se riesci fai chaturanga, se non riesci torna con le ginocchia al pavimento, con i gomiti stretti e scendi col ventre a terra, ruota le spalle, stendi le braccia, inspirando apri bene il petto, Urdhva Mukha Svanasana ed espirando Adho Mukha Svanasana, cane a faccia in giù. Ora guarda di nuovo tra le mani e inspira, porta il piede sinistro tra le mani, appoggia il ginocchio destro a terra, questa volta scenderai col bacino e col fianco destro al pavimento. Inspiro, sollevo il busto, sollevo le braccia, le stendo verso il soffitto. Anche qui cerca di non crollare col bacino al pavimento, lasciando andare la tua schiena, ma continua a muovere avanti il fianco destro e tieni il coccyge che guarda il pavimento e il pube che sale verso il mento. Espiro, porto le mani ai lati del piede sinistro, guardo avanti, raccolgo i piedi tra le mani e fuori l'aria stendi le gambe fronte alle ginocchia. Inspirando cresco, unisco i palmi delle mani sopra la testa e fuori l'aria palmi al cuore, braccia lungo i fianchi. Inspiro, salgo, unisco i palmi, espiro, fletto il bacino, porto le mani al pavimento. Dentro l'aria Ardha Uttanasana e fuori l'aria mi chiudo. Questa volta entrambi i piedi dietro in panca. Scegli la tua versione di chaturanga, gomiti stretti. Inspiro, Urdhva Mukha Svanasana o piccolo cobra ed espiro, Adho Mukha Svanasana, cane a faccia in giù. Bene, apri bene il petto, cerca di tenere le spalle lontane dalle orecchie, premi forte sotto tutte le dita delle mani e prova a portare il coccige più indietro e più in alto che riesci. Da qui ora guarda tra le mani, con un passo, con un balzo, porto entrambi i piedi tra le mani e guardo avanti in Ardha Uttanasana. E fuori l'aria Uttanasana, mi chiudo, inspiro, cresco, unisco i palmi delle mani sopra la testa ed espirando palmi al cuore e poi braccia lungo i fianchi. Adesso avvicina i piedi tra di loro, che si vogliono bene vicini vicini,
La prossima volta che inspiri ti vai a sedere su una sedia lontana e sollevi le braccia e guardi verso il soffitto. La prossima volta che inspiri continui ad aprire il cuore e stiriti ancora un millimetrino più in basso, schiaccio forte le gambe tra di loro. Inspiro, guardo il soffitto, espiro, porto le mani a terra, stendo le gambe, fronte alle ginocchia. Dentro l'aria guardo avanti, fuori l'aria mi chiudo. Inspiro, entrambi i piedi dietro in panca. Se te la senti continui, altrimenti vai in cane a faccia in giù direttamente. Fuori l'aria, chaturanga. Inspiro, Urdhva Mukha Svanasana, piccolo cobra, e espiro, Adho Mukha Svanasana. Apri il piede sinistro a 45 gradi e porta il piede destro tra le mani. Inspiro, sollevo il busto, sollevo le braccia, Virabhadrasana 1. Continua a muovere avanti il fianco sinistro, stendi bene la gamba dietro e porta il cuore al soffitto. Non aprire la parte bassa della gabbia toracica, rimani un tutt'uno. Inspiro qua, espiro di nuovo, panca e poi chaturanga. Dentro l'aria, Urdhva Mukha Svanasana e fuori l'aria, Adho Mukha Svanasana. Ruota questa volta il piede destro a 45 gradi e porto il piede sinistro tra le mani. Inspirando, sollevo il busto, sollevo le braccia. E Virabhadrasana 1, dall'altra parte apri bene il cuore, muovi avanti bene il fianco destro e stendi bene la gamba destra. Inspiro ed espiro, mani a terra, piedi dietro e chaturanga. Inspiro, cane a faccia in su, espiro, cane a faccia in giù e resto qua. 5 respiri, apri bene le spalle, lascia la testa cadere, guardati l'ombelico. Guardo tra le mani e inspirando con un passo, con un balzo, porto entrambi i piedi tra le mani vicini tra di loro e guardo avanti, fuori l'aria mi chiudo in Uttanasana e inspirando mi siedo su una sedia lontana, sollevo il busto, sollevo le braccia, guardo il cielo, resto ancora 2 respiri, espiro, stendo le gambe, braccia lungo i fianchi. Dentro l'aria cresco, mi separo dei leoni sopra la testa, fuori l'aria fletto il bacino, porto le mani al pavimento e mi chiudo in Uttanasana. Inspirando guardo avanti, espirando mi chiudo. Tutti e 2 i piedi dietro, dentro l'aria panca, fuori l'aria chaturanga. Dentro l'aria cane a faccia in su e fuori l'aria cane a faccia in giù e resto qua. Piede destro, vicini i piedi. Piede destro al soffitto, inspiro, espiro, piede destro fuori dalla mano destra. Appoggio il ginocchio sinistro e cerco di far scivolare il bacino al pavimento. Se riesco, appoggio anche gli avambracci a terra. E inizio a ascoltare lo spazio che si crea nel mio bacino, nelle mie anche. Se me la sento, giro le dita del piede sinistro e stendo la gamba sinistra. Se ho steso la gamba riappoggio il ginocchio, una mano alla volta le porto sotto le spalle e fuori l'aria, cane a faccia in giù. Adesso da qua, piedi vicini, piede sinistro al soffitto, inspiro, piede sinistro all'esterno della mano sinistra e espiro. Come ho fatto prima, appoggio il ginocchio destro, stendo il collo del piede, appoggio gli avambracci a terra sempre se riesco, se non riesco rimango nell'asana prima. E se me la sento, giro le dita del piede destro e stendo la gamba. Mentre sei qua, cerca di tenere il petto bene aperto, guarda avanti col cuore e lo sguardo è tra le tue mani. Se hai staccato il ginocchio dal pavimento lo riappoggi, porti le mani di nuovo sotto le spalle e fuori l'aria, cane a faccia in giù.
Sei ancora qua con i piedi vicini. Inspiro, porto il piede destro al soffitto e resto col piede destro al soffitto. Cerco di non aprire il bacino, ma di tenere le anche che guardano il pavimento, chiusa verso il basso. Resta ancora 2 respiri. Ed espirando, porta il piede destro tra le mani. Lascia il piede destro tra le mani, la mano sinistra a terra e apri il braccio destro verso il soffitto. Cerca di allontanare bene le spalle dalle orecchie e di far salire il cuore verso l'alto. Cerca di non alzare i glutei, ma di tenerli verso il pavimento. Espiro, porto le mani ai lati del piede destro, porto le mani a coppetta dentro l'aria, appoggio il ginocchio sinistro e cerco di salire col cuore e scendendo col bacino. Fuori l'aria provo a stendere la gamba destra. Dentro l'aria torno col ginocchio sulla caviglia, scendo col bacino, apro il petto, fuori l'aria stendo la gamba, vado indietro col fianco destro. Inspiro ancora, scendo col bacino, apro il torace, espiro, stendo la gamba destra. Inspiro, scendo col bacino e apro il torace, stendo la gamba dietro. Torno a portare le mani all'interno e il piede destro fuori dalla mano destra. Ok, ora che sono qui, se me la sento, scendo e cerco di infilare il braccio destro sotto il ginocchio destro. Appoggio il ginocchio dietro se voglio e appoggio gli avambracci a terra. Quando sono poi a terra e riesco, stendo la gamba sinistra se riesco, tutto se riesco. Ascolta il tuo corpo e assecondalo. Sfila il braccio destro, dentro l'aria, stendi le braccia, sotto le spalle, fuori l'aria, cane a faccia in giù. Piedi vicini tra di loro, sei ancora cane a faccia in giù. Ora stendi la gamba sinistra al soffitto e resta qui, senza squadrare il bacino. Apri bene le spalle, schiaccia forte le dita a terra. Ora fuori l'aria, piede sinistro tra le mani, mano destra a terra, apro il braccio sinistro verso il soffitto. Espiro, mani al pavimento, porto le dita e le mani a ragnetto, dentro l'aria appoggio il ginocchio destro, scendo col bacino, apro il petto, guardo il soffitto, fuori l'aria stendo la gamba sinistra, vado indietro col fianco, inspiro, scivolo avanti col bacino, apro il petto, guardo il soffitto, fuori l'aria, vado indietro e cerco di stendere la gamba sinistra questa volta. Inspiro, mi apro ed espiro, chiudo. Inspiro, mi apro, resto qui, stendo la gamba dietro, porto le mani all'interno, di nuovo il piede sinistro fuori dalla mano sinistra. Se ho bisogno appoggio il ginocchio destro a terra, altrimenti infilo direttamente la spalla sinistra sotto il ginocchio sinistro, appoggio l'avambraccio, tutti e due, e resto. Espiro, sciolgo le mani sotto le spalle, dentro l'aria stendo le braccia e fuori l'aria, cane a faccia in giù di nuovo. Da qui, inspiro, piede destro verso il soffitto, fuori l'aria, ginocchio alla fronte, spalle sulle mani e resto schiacciando forte il ginocchio contro la pancia. Resto ancora 2 respiri. Espirando apro la tibia e porto il piede tra le mani. Questa volta apro il piede dietro a 90 gradi, allineo i piedi di Virabhadrasana 2. Inspirando mi porto con le gambe distese, le braccia sulla linea delle spalle, stendi bene le gambe. Inspiro.
Inspiro, infilo il femore destro nell'anca destra, ricordati che sei tra due pareti e che la scapola sinistra si appoggia dietro, ti allunghi bene avanti e fuori l'aria, porti la mano sulla tibia, sulla caviglia, dove vuoi. Il braccio sinistro porti dietro la schiena e vai ad afferrarti, se riesci, la coscia destra e vai a guardare il soffitto oltre la spalla sinistra. Espiro, porta il ginocchio destro sulla caviglia destra. Se riesci, afferri sotto passi sotto la gamba il braccio destro e ti vai ad afferrare, ad agganciare dietro. Se non riesci, resti col braccio sinistro agganciato all'inguine e il braccio destro lo porti col gomito sopra alla coscia. Dove arrivi non mi interessa, l'importante è che tu provi a rimanere con le spalle sulla stessa linea, sempre tra due pareti sottili. Se hai il braccio che è sotto il ginocchio, ora espirando lasci la mano destra fuori dietro dal piede destro, appoggi a terra e la mano sinistra a terra e sali sulla punta del piede. Bravissimi, appoggio il ginocchio a terra, da qui provo a stendere la gamba destra avanti. Se non riesco la piego, fuori l'aria provo a stenderla, dentro l'aria la porto a terra. Fuori l'aria la stendo, dentro l'aria appoggio. Fuori l'aria la stendo, se riesco stendo anche la gamba dietro, espiro, mi porto in cane faccia in giù. Piedi vicini, piede sinistro al soffitto, inspiro, ginocchio alla fronte, espiro, resto qui, 1, fuori l'aria, apro la tibia e porto il piede tra le mani, apro il piede dietro a 90 gradi e mi porto con le gambe distese, le spalle sulle anche, le braccia sulla linea delle spalle. Inspirando infilo il femore sinistro nell'anca sinistra, vengo avanti. Espiro, mano sinistra a terra sulla caviglia dove arriva, braccio destro dietro la schiena ad afferrare la coscia sinistra e guardo il soffitto, faccio salire il cuore. Espirando, porto il ginocchio sinistro sulla caviglia sinistra come prima. Se riesci, passa il braccio sotto il ginocchio, agganciati. Se non riesci, rimani col gomito sopra al ginocchio. Rimani sulla stessa linea con le spalle all'interno di due pareti sottili. Ora, se tu hai la mano il gomito sul ginocchio, cerca di infilare il braccio sotto il ginocchio e di là la mano. Appoggi anche la mano destra a terra, sali sulla punta del piede destro, se hai bisogno appoggia il ginocchio destro a terra, dentro l'aria stendo la gamba sinistra, fuori l'aria l'appoggio, inspiro, stendo la gamba, se riesco a farlo con tutte e due le gambe distese meglio, espiro, l'appoggio, inspiro, fuori l'aria l'appoggio, inspiro, la stendo ed espiro, cane a faccia in giù. Ora ginocchia a terra divaricate, alluci vicini, mi siedo sui talloni, porto le braccia avanti e lascio la fronte al pavimento. Inspirando mi porto in quadrupedia, le ginocchia sotto le anche, le mani sotto le spalle, porto il piede sinistro tra le mani, sollevo il busto, se mi fa male il ginocchio porto un cuscino, una coperta o qualsiasi altra cosa sotto il ginocchio destro e vado ad afferrare con la mano destra la caviglia destra. Se non riesco, anche qui uso una cintura, un asciugamano, una sciarpa.
Se riesco con tutte e due le mani a tenere il collo del piede destro ancora meglio. Cerca di non tenere il sedere a papera, ma di tenere il coccige che è verso il pavimento sempre. I fianchi che si allungano verso l'alto sempre. Apri bene le spalle. Ora espirando, senza lasciar sbattere il piede a terra, lo accompagni, porti le mani sotto le spalle, ginocchio sinistro sotto l'anca sinistra e piede destro tra le mani. Torni a salire col busto, valgono le stesse cose di prima, se hai bisogno usi una cintura o metti qualcosa sotto il ginocchio e ti vai a prendere il collo del piede sinistro. Espirando sciogli, mani ai lati del piede destro ed espiro di nuovo, cane a faccia in giù. Piede destro al soffitto, inspiro, piede destro tra le mani, espiro. Apri il piede sinistro, stendi la gamba destra e ti porti in Trikonasana con la gamba destra avanti. Afferri con la mano sinistra la coscia destra dentro l'aria, fuori l'aria, porti il ginocchio destro sulla caviglia destra e se ti riesce ti afferri dietro. Se non riesci ad afferrarti dietro, vieni avanti e prendi una cintura di modo da colmare la distanza tra le tue mani dietro. Adesso che sei col ginocchio sulla caviglia, inspira ed espira, prova a stendere la gamba, ritorna in Trikonasana, si chiama Baddha Trikonasana, legato, e fuori l'aria, torna a piegare il ginocchio. Inspiro di qua ed espiro, stendo la gamba. Dentro l'aria piego il ginocchio, fuori l'aria stendo la gamba. Rasto con la gamba distesa, guardo il soffitto, cerco di rimanere sempre sulla stessa linea. Ora guarda il piede destro, fletti il ginocchio destro, porta il piede sinistro vicino al piede destro. Come se le tue mani fossero una mutanda, adesso da qui lentamente ti porti in equilibrio sulla gamba sinistra. Da questa posizione, se riesci, provi a stendere la gamba. Questo si chiama Bird of Paradise. Espiro, torno e mi porto in Tadasana con le braccia lungo i fianchi. Andiamo a farlo con l'altra gamba. Inspiro, cresco, unisco i palmi delle mani sopra la testa. Espiro, fletto il bacino, porto le mani al pavimento, mi chiudo. Inspiro, guardo avanti ed espirando entrambi i piedi dietro e cane a faccia in giù. Da cane a faccia in giù, piede sinistro al soffitto, inspiro, piede sinistro tra le mani, espiro, apro il piede destro e mi porto in Trikonasana, stendendo entrambe le gambe, con la gamba sinistra davanti, spalle lontane dalle orecchie. Con la mano destra vado ad afferrare la coscia sinistra, da dietro la schiena. Da qui guardo il soffitto, espirando vado a flettere il ginocchio destro e vado ad afferrarmi dietro. Se non riesco ad afferrarmi, ripeto, potete utilizzare uno sciarpo, un asciugamano, quello che volete. E adesso dentro l'aria stendo la gamba, fuori l'aria. Inspiro, fletto il ginocchio, espiro, lo stendo. Cerca di rimanere sulla stessa linea con le spalle. Inspiro, piego, espiro, stendo, resto con le gambe distese in Baddha Trikonasana. Apri bene il torace, guarda il soffitto, se riesci, se ti fa male il collo guarda il pavimento. Adesso dai uno sguardo a terra al piede sinistro, fletti il ginocchio e avvicina il piede destro vicino al piede sinistro.
Da qui che sei, pianta il piede destro al pavimento, stendi la gamba e lentamente, inspirando, ti porti in equilibrio sulla gamba destra, legato con la gamba sinistra. Quando sei qua, espira, estendi la gamba sinistra. Fuori l'aria, fletti il ginocchio e poi sciogli e ti porti in Tadasana. Da Tadasana i piedi larghi quanto il bacino, intrecci le dita delle mani dietro la schiena, fletti le ginocchia, apri il petto, fuori l'aria, pancia attaccata alle cosce, braccia dietro, cadono e piano piano se riesci strendi le gambe. Solleva prima la testa, abbassa il bacino, inspiro, salgo ed espiro, sciolgo le braccia. Inspiro, cresco, unisco i palmi delle mani sopra la testa, espiro, fletto le anche, porto le mani al pavimento, mi chiudo in Uttanasana. Inspiro, guardo avanti ed espiro, ritorno in cane a faccia in giù. Da cane a faccia in giù guardo tra le mani, se riesco con un passo o con un bacio, come vi pare, vi portate seduti con le gambe distese tra le mani. Da qui portiamo le braccia verso il soffitto e mi allungo, cresco, 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 allungo bene i fianchi dentro l'ombelico. Inspiro, espiro, mi chiudo, inspiro, ritorno. Fuori l'aria, chiudo. Dentro l'aria torno a crescere verso il soffitto, fuori l'aria chiudo, dentro l'aria cresco verso il soffitto, rimango con le braccia al soffitto, piedi a terra, inspiro, stacco le piedi dal pavimento, mi porto in Navasana con le braccia verso il soffitto. Se è troppo intenso porto le braccia parallele al pavimento, ok? Se invece riesco le tengo qua. Da qui provo anche a stendere le gambe e resto 3 respiri, 2 respiri e fuori l'aria, incrocio le tibie, mani oltre le ginocchia e mi porto di nuovo in cane a faccia in giù. Da qui inspiro, torno a sedermi tra le mani. Stendo la gamba sinistra e porto il piede destro all'interno coscia sinistro. Dentro l'aria cresco con le braccia verso il soffitto, fuori l'aria mi chiudo avanti. Dentro l'aria torno a salire, fuori l'aria mi torno a chiudere avanti. L'ultima volta, inspiro, cresco, espiro, mi chiudo e resto chiuso laggiù dove arrivo, afferro la mia tibia, la mia caviglia, il mio piede. E cerco di tenere le spalle sulla stessa linea, quindi se la mia spalla destra sale, la cerco di portare verso il pavimento. Inspiro, sollevo lo sguardo, espiro, sciolgo la posizione delle braccia. Adesso porto il ginocchio destro vicino all'altro ginocchio, sposto il polpaccio destro all'esterno e avvicino anche il piede destro al gluteo. Cerco di tenere gli ischi a terra, se non stanno tutti e due a terra prendo un rialzo e cerco di sedermi con tutti e due gli ischi a terra, braccia sulle linee sopra la testa, inspiro e espiro, mi chiudo. Dentro l'aria salgo con le braccia al soffitto, fuori l'aria mi chiudo. Cercate di utilizzare l'ombelico, inspiro, cresco, fuori l'aria dentro l'ombelico e mi torno a chiudere. Anche qua cerco di tenere la spalla destra più bassa che riesco per allineare la spalla destra alla spalla sinistra. Inspiro, sollevo lo sguardo, espiro, sciolgo la posizione, adesso stendo la gamba destra e porto il piede sinistro all'interno coscia destro. Dentro l'aria braccia al soffitto, fuori l'aria mi chiudo.
Inspiro, continuo a crescere verso il soffitto, fuori l'aria, mi chiudo, cerco di tenere le braccia distese, inspiro, cresco, espiro, mi chiudo, dove arrivo mi aggancio, abbasso la spalla sinistra questa volta e cerco di restare chiuso utilizzando l'ombelico schiacciato contro la colonna. Inspiro, sollevo lo sguardo, espiro, sciolgo la posizione, ora porto le ginocchia vicine, faccio uscire il polpaccio sinistro verso l'esterno, chiudo bene il ginocchio, avvicino bene il piede al gluteo, piede sinistro. Da qui ricordo che se avete bisogno non state in questa posizione ma cercate di rimanere uguali con gli ischi, quindi sollevate il gluteo destro, braccia al cielo, inspiro, espiro, mi chiudo, inspiro, cresco, espiro, mi chiudo, inspiro, cresco, espiro, mi chiudo, mi aggancio dove arrivo, cerco di tenere le spalle sulla stessa linea e utilizzo l'ombelico per chiudermi ancora di più. Inspiro, sollevo lo sguardo, espiro, sciolgo la posizione, torno a stendere tutte e due le gambe avanti, senza flettere le ginocchia, dentro l'aria cresco, fuori l'aria mi chiudo in Paschimottanasana, dove arrivo mi afferro, dove come voglio, piedi o dove sono e resto. Sollevo lo sguardo, inspiro, espiro, sciolgo la posizione. Da qui porto le piante dei piedi a contatto tra di loro, avvicino i glutei ai talloni. Da questa posizione vado ad afferrare i miei piedi. Se le mie ginocchia sono qua, mi siedo su un supporto. E fuori l'aria i gomiti vanno indietro, il mento e il petto vanno avanti e mi chiudo in Baddha Konasana. Inspiro, sollevo il busto, stendo le braccia. Ora porto di nuovo le ginocchia vicine, stendo le gambe avanti. Porto il piede destro fuori dal ginocchio sinistro. Porto il gomito sinistro oltre il ginocchio destro e mi creo spazio. Inspiro, cresco con la colonna, espiro, vado a guardare oltre la spalla destra, dietro. Inspiro, guardo avanti, espiro, sciolgo, stendo la gamba destra avanti, porto il piede sinistro di là dal ginocchio destro, il gomito destro di là dal ginocchio sinistro e vado a guardare dietro. Inspiro, guardo avanti, espiro, sciolgo la posizione. Piedi a terra, glutei vicino ai talloni, srotolo la colonna e mi porto con la schiena a terra. Cerco di spalmare bene le scapole sul tappetino, porto i piedi più vicini possibili ai glutei. Da qui fuori l'aria, schiaccio l'ombelico verso la colonna,
Dentro l'aria salgo col bacino, intreccio le dita delle mani sotto i glutei e poi infilo bene le spalle, salgo col bacino verso il soffitto. Sciolgo le mani, espiro, srotolo la colonna. Ok, torniamo su. Questa volta mettiamo le mani sotto la zona lombare. Se non riesci, ritorna alla posizione che abbiamo appena fatto. Ora inspiro, fuori l'aria schiaccio l'ombelico, dentro l'aria salgo col bacino. Se mi riesce, infilo le mani sotto la zona lombare. Apri bene il torace, fai salire il cuore verso il mento, il bacino verso il soffitto. Non staccare gli alluci da terra, le ginocchia restano sopra alle caviglie, gli alluci incollati al pavimento. Espiro, una vertebra per volta, la riporto al pavimento. Da qui, se non ho male al collo, porto i piedi dietro la testa. Se mi fa male il collo, stendo le gambe verso il soffitto. Se ho le gambe dietro, torno ad intrecciare le mani dietro la schiena, appoggio bene le spalle, stendo bene la colonna verso l'alto. Come appoggio questa volta avrò le spalle e non i piedi. Vado ad afferrare la mia schiena con le dita verso il cielo, una gamba per volta la porto al soffitto e mi porto nella candela. Espiro, porto le ginocchia alla fronte, srotolo la colonna senza staccare la testa da terra, porto le piante dei piedi a contatto tra di loro, porto le gambe in Baddha Konasana. Se riesco, premo forte sotto i gomiti e porto la sommità del capo al pavimento in questa posizione, altrimenti salgo col mento verso il petto, appoggio gli avambracci, salgo col cuore, lascio il mento verso il soffitto. Scegli la tua posizione con le gambe divaricate e gli alluci a terra. Espirando mi riporto sdraiato, sdraiata a terra, porto le mani sul ventre e cerco di tenere le spalle il più aperte possibili, le scapole ben appiattite sul tappetino e osservo il respiro che entra nel mio corpo. Riporto l'attenzione all'intenzione che ho scelto all'inizio, nello stare, anche quando non è comodo stare, accogliere. Se me la sento posso chiudere gli occhi, altrimenti guardo un punto fisso sopra di me. Osservo il mio corpo che si apre, crea spazio e accoglienza. Cerco di restare, anche se ho gli occhi aperti che guardo un punto fisso, cerco di stare con l'attenzione all'interno del mio corpo e tutte le volte che la mia mente se ne va da qualche parte, prova ad accorgertene e porta l'attenzione al tuo respiro e se riesci a percepirlo anche al battito del tuo cuore.
Lentamente con le mani aiuti le tue ginocchia a chiudersi. Finiamo la pratica, porta le ginocchia sulla linea delle anche e le tibie parallele a terra, porta le braccia sulla linea delle spalle, inspiro, fuori l'aria, gambe a sinistra e sguardo a destra. Inspiro, riporta le gambe al centro ed espiro, sposta le gambe a destra e lo sguardo a sinistra. Inspirando torna con le gambe al centro, se vuoi le puoi abbracciare separando le ginocchia, tenendo l'apertura che abbiamo portato nel bacino con la pratica. E quando ti senti pronto o pronta ti spalmi sul tappetino in Shavasana. Ora che sei in Shavasana, sul tuo tappetino, cerca di lasciare andare ogni cosa che vuoi trattenere e anche se non sai che cos'è, prova proprio a dare a qualcun altro, a un'altra entità o a qualcos'altro quello che vuoi trattenere. Cerca di stare senza quello che vuoi tenere stretto. Accogli ogni movimento, ogni rumore, ogni dolore che è all'interno del tuo corpo o appena fuori. Senti piano piano le tue membra diventare sempre più pesanti e lascia che le accolga la terra. Cerca di stare in questo abbandono e cerca di starci bene, di accomodarti in questo abbandono. Quando ti senti pronto o pronta, fai ancora un paio di respiri e poi piano piano riporta il movimento nel tuo corpo con delicatezza e nell'accoglienza di ogni cosa che arriva fisicamente o mentalmente. Porta la mano destra sul cuore e sopra la mano sinistra.
E lascia che l'energia della pratica stasera entri all'interno del tuo cuore, si faccia spazio anche lì per riuscire ad accogliere e a stare dove siamo in questo momento. Solleva gli angoli della bocca verso l'alto. Ringrazia ogni singola cellula del tuo corpo per averti permesso di praticare. Ora unisci i palmi delle mani tra di loro, abbassa la fronte verso le dita delle mani, apri gli occhi, metti a fuoco le dita, porta i pollici alla fronte e namaste.